Il sindaco di Naro, onorevole Maria Grazia Brandara, è il nuovo presidente del GAL Sicilia Centro Meridionale, di cui fanno parte 13 comuni della provincia di Agrigento. La sua elezione è avvenuta giorno 20 durante la riunione che si è svolta a Palazzo Stella a Canicattì, ha visto la partecipazione dei comuni soci del GAL che hanno diritto al voto e vari partner privati. Nel CDA anche il sindaco di Camastra Dario Gaglio, entrambi rappresentanti della parte pubblica. Per la parte privata vicepresidente è stato eletto Giuseppe D'Angelo di Confimpresa Euromed, mentre nel ruolo di amministratore delegato è stato riconfermato il dottor Rosario Marchese Aragona, già presidente provinciale di Confagricoltura Agrigento. Al voto per la parte pubblica hanno diritto i comuni di Naro, Camastra, Racalmuto, Ravanusa e Favara. Ringrazio, dichiara il neopresidente onorevole Maria Grazia Brandara, nonché sindaco di Naro, l'Assemblea per avere voluto che ricoprissi questa carica e prima di dire quali le priorità che condividerò con voi sindaci, credo sia doveroso ringraziare chi c'è stato per le cose iniziate che oggi noi continueremo a fare, per le iniziative concluse, per la vicinanza ai privati. Con oggi, aggiunge l'onorevole Brandara, inauguriamo una nuova e diversa fase che avrà nel Green Deal il proprio faro. Abbiamo tanto da lavorare, afferma l'onorevole Brandara. Ora voglio parlare della struttura GAL, con alcuni impareremo a conoscerci. Il confronto con l'architetto Lindo Terrana sarà immediato, già nella giornata di oggi, conclude il sindaco di Naro, in presenza o meno. Gli chiederò di supportare il presidente uscente nel cosiddetto passaggio di consegne per continuare le cose non concluse, ma anche per sapere le cose fatte, perché sarà certamente stata una mia disattenzione, non mi sono sentita partecipe e giocatrice. Quindi sindaci, giocatori, territori, protagonisti, agli imprenditori, dico sempre al vostro fianco, accanto a tutti. Sono lusingato per questa riconferma, aggiunge l'amministratore delegato Rosario Marchese Aragona. Sono sicuro, conclude, che daremo continuità al grande lavoro che è stato fatto in precedenza con la pubblicazione di tanti bandi che porteranno certamente sviluppo e crescita economica in questa parte della provincia. Alla riunione del giorno 20 sono stati presenti i sindaci di Racalmuto Maniglia, di Favara Alba, l'assessore al comune di Ravanusa Muratore, di cui è partita la proposta di eleggere Maria Grazia Brandara a presidente del GAL.